Sull'operazione di ieri che ha visto 5 arresti della mafia dei Pascoli nella zona di Santa Margherita del Belice, interviene il segretario nazionale del sindacato MP, Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, della Polizia di Stato, affermando come l'operazione di polizia giudiziaria con l'emissione di 5 custodie cautelari ha fatto luce sul controllo e la gestione illecita delle attività agropastorali nei paesi di Santa Margherita del Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia fino a Contessa Entellina in provincia di Palermo, segno inequivocabile della presenza delle istituzioni. La mafia rurale è sempre apparsa la più insidiosa e pericolosa, ma tutto si può sconfiggere, specialmente se c'è la collaborazione da parte di chi è vittima delle minacce di questi soggetti, paragonabili a parassiti della società produttiva e onesta di questa terra. La Polizia di Stato per il sindacato MP è al servizio dell'agente H24 con interventi mirati rispetto alle gravità delle denunce che i cittadini sentono di voler rappresentare. Nel 2024 nessuno deve subire l'aggressione mafiosa, la compiacenza e complicità, l'omertà e complicità. Occorre reagire con fermezza perché lo Stato c'è. La Polizia di Stato non ha mai abbassato la guardia nei confronti del crimine, sia esso organizzato che comune. La gente deve fidarsi delle istituzioni e collaborare. Nessuno deve voltarsi dall'altra parte facendo finta di non sentire o di non vedere. Ognuno di noi ha l'obbligo civile e morale di fare la propria parte, se deve sentire forte in sé l'obbligo di denunciare i criminali e se le condizioni non lo permettono, anche in forma anonima, tutto può servire per aiutare l'azione costante delle forze di polizia. Non ci stancheremo mai di ripetere in tutte le sedi opportune che l'attività antimafia si fa con i fatti e non solo con le parole.